Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato alla medicina. Oggi parliamo di ernia del disco, una condizione piuttosto comune e anche molto dolorosa. Ne parliamo insieme al mio ospite che vi presento subito. In studio con me c'è il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Buongiorno dottore. Ben trovato. E buon anno, visto che è la prima volta che ci troviamo in questo 2023. Allora, dottore, parliamo di ernia del disco, una problematica molto comune che colpisce uomini, donne e anche persone in giovane età, è corretto? Sì, certamente. Allora, dipende un po' dalla possibile eziologia, sono frequenti comunque anche manifestazioni nel giovane, manifestazioni che nel giovane sono spesso acutissime, molto invalidanti per una formazione improvvisa di una rottura della cartilagine e quindi di una formazione di un frammento estruso, si dice, cioè dislocato fuori dal disco per andare proprio nel canale dove stanno i nervi o nel canalino dove esce il singolo nervo e quindi provocare una sintomatologia molto vivace. Ecco, dottore, diciamo che sono problematiche in aumento, si riscontrano sempre di più tra la popolazione? Ma direi di sì, soprattutto per le persone di età media, medio-alta, cioè quando l'ernia del disco è un fenomeno un po' diverso da quello a cui ho appena accennato, è un fenomeno che si inserisce in una patologia degenerativa e quindi in questo caso parliamo di ernia contenuta, di una debordanza, di un cedimento, di un'usura della struttura della cartilagine che quindi tende a dislocarsi, a spostarsi verso i nervi e probabilmente è un effetto dello stile di vita del giorno d'oggi, uno stile di vita che ha ridotto moltissimo le attività fisiche, l'impegno motorio quotidiano, i movimenti, ha portato a una vita molto sedentaria, a una vita dove la persona è in posizioni statiche oppure anche in posizioni scomode, penso a da una parte le persone che vivono la vita di ufficio e quindi sono al computer tutta la giornata e quindi ferme sedute, purtroppo non è una posizione che aiuta, anzi è dimostrato che il rachide lombare in piedi ha un carico di peso che è quasi metà che non quando uno è seduto. La posizione seduta per il tratto lombare è una posizione di sforzo, una posizione di sovraccarico, per cui è quasi il doppio che stando in piedi. Contrariamente a quello che si può pensare. Contrariamente a quello che uno si immaginerebbe, che vede la posizione seduta come magari una posizione di rilassamento, tutt'altro per il tratto lombare è una posizione impegnativa, per la meccanica dei dischi una posizione impegnativa. Certo. 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta e fare una domanda al dottor Alberto Alexandre proprio su questo tema, sull'ernia del disco che abbiamo detto essere particolarmente frequente e anche dolorosa. Insomma, dottore, dicevamo che lo stile di vita moderno che ha comportato un aumento, diciamo così, dell'inattività fisica tra le popolazioni, a questo si associano le problematiche, le patologie della colonna vertebrale, particolarmente critiche proprio perché come abbiamo sentito e come sappiamo la colonna vertebrale è il sostegno del nostro corpo. Sì, è l'asse portante di tutto il peso del corpo, soprattutto il tratto lombare che si ritrova, diciamo, come asse portante in un'area dove ha attorno, diciamo, solo i muscoli. Sopra c'è la gabbia toracica che, diciamo, inquadra le vertebre della colonna vertebrale, le tiene, diciamo, con meno movimento e quindi il complesso è più stabile. Nel livello lombare ci sono solo i muscoli attorno, c'è il carico dell'addome davanti, l'incastro nel bacino, quindi i cardini di movimento di tutto il tronco, quindi è una zona che è più soggetta a lavori meccanici ed è aiutata solo dalla muscolatura che le sta intorno e purtroppo col passare degli anni la muscolatura tende ad indebolirsi, a consumarsi, a essere meno tonica, non solo perché le persone facciano meno attività fisica ma proprio perché, diciamo, fisiologicamente, ormonalmente la situazione cambia e quindi i muscoli sono meno tonici, meno potenti e tutto il carico si trasferisce di più sulle cartilagini, sulle ossa, dove il movimento comporta più usura, quindi una parte meccanica più in difficoltà.
Quindi fattori di rischio che possono essere dipendenti dall'invecchiamento, insomma dal deterioramento anche dei tessuti, ma appunto come dicevamo anche da fattori esterni e quindi dalla mancanza di attività fisica, da un controllo del peso non corretto, da un'alimentazione anche non adeguata. Anche l'alimentazione, l'insieme alimentazione e scarsa attività fisica, basterebbe già la mezz'ora di camminata tutti i giorni, quell'attività motoria che uno può cercare di inserire nei tempi del lavoro, nei tempi del movimento, per aiutarsi, diciamo, perché l'alimentazione moderna è un'alimentazione spesso in eccesso di calorie e quindi ci porterà la tendenza ad aumentare di peso, ma non è tanto quello quanto proprio lo scarso utilizzo della muscolatura. Così come quando abbiamo una frattura, ipotizziamo, di un osso lungo, un osso di un braccio, di una gamba, il carico motorio è uno stimolo alla riparazione, altrettanto per i muscoli, più vengono stimolati a lavorare, ovviamente più potenti sono, più tonici rimangono e quindi l'attività motoria è anche proprio una maniera per combattere l'invecchiamento e il rovinarsi della struttura. Allora stare fermi, andare sovrappeso sono proprio cose che facilitano il cedimento complessivo. Come si formano le ernie discali? L'ernia, come diciamo, escono sarebbe dalla colonna? proprio un cedimento. Possiamo vedere un attimo su un modellino che mostra subito la struttura in quanto asse meccanico. È, diciamo, come un tubo flessibile. Abbiamo questa sorta di cilindri di osso che sono le vertebre, tra una e l'altra il disco, che è una cartilagine morbida, un ammortizzatore è una cartilagine che proprio è molto idrofila, è fatta per assorbire molta acqua e quindi appunto essere come un pneumatico che tiene bene in cuscinetto ammortizzatore. E dietro, all'interno, però c'è questo canalino, che è il canalino dove stanno tutti i nervi, tutto quello che viene dal cervello che porta i vari comandi di movimento, perché poi a livello proprio di ogni disco uscirà dal canalino interno una cosiddetta radice di nervo che va in addome, poi va giù nella gamba per portare gli ordini di movimento ai muscoli. Questi elementi base sono essenziali per capire che se si usura, cede, perde di elasticità e quindi si abbassa un disco, tenderà a spanciarsi, a sbordare e quindi il primo oggetto che troverà da urtare è proprio la radice del nervo, oppure andrà a stringere il canale dei nervi perché appunto si sfianca. Il meccanismo della rottura è quando cede proprio il bordo esterno di questo disco, che chiamiamo prima fissurazione, il fatto che si incrini, proprio come una tazza che può incrinarsi, e quella è una situazione che può essere una situazione di fragilità che si sviluppa piano piano nel tempo. A un certo momento basterà l'ultimo fattore scatenante, anche una cosa banalissima, un piccolo sforzo, spostare una valigia, uno sternuto, cose banali, per far cedere definitivamente questa incrinatura, ed ecco che un frammento dell'interno del disco si sposterà bruscamente contro i nervi. E questa è la formazione dell'ernia, che può venire proprio per uno sforzo o per così il completarsi di un processo subdolo che non dà sintomi, o al massimo qualche mal di schiena, finché non si concretizza e uno si ritrova d'improvviso con una situazione di dolori per questa formazione appunto dell'ernia. Cioè ernia vuol dire un oggetto fuori di posto. Se lei pensa anche in chirurgia addominale, hanno le ernie della parete addominale, dove ernia vuol dire appunto qualcosa di fuori di posto. Anche nella colonna diciamo appunto ernia del disco, cioè un dislocarsi del tessuto del disco. Ecco dottore, il dolore è il sintomo principale? Chiaramente sì, è proprio il campanello d'allarme, che può essere il mal di schiena in una fase, diciamo, in cui questo processo si sviluppa, oppure se abbiamo subito la compressione della radice del nervo avremo il violento dolore irradiato nella gamba, oppure irradiato nel braccio se parliamo del collo, cioè dove va il destino della radice del nervo. La compressione acuta prima di tutto genera forte dolore. Come vengono diagnosticate, dottore?
Vengono diagnosticate proprio come sintomatologia da questi fatti anche la storia clinica, l'evoluzione da un mal di schiena a irradiazione del dolore verso la gamba, poi la comparsa di bruciore, formicolio, dolore irradiato fino al piede per esempio, oppure fino alla mano, fino poi l'elemento più grave, che richiede di più di intervento, il fatto che questa parte di arto arrivi a perdere la forza. Quindi la diagnostica per clinica, cioè per esame medico sulla persona, ha questi elementi. La diagnostica strumentale, cioè la diagnostica che utilizza mezzi per vedere, è prima di tutto TAC e risonanza magnetica, e in alcuni casi, in molti casi, interessante l'elettromiografia, cioè un esame bioelettrico che misura in maniera oggettiva, matematica, il fatto che il nervo compresso smetta di funzionare o funzioni male o comunque soffra. Allora, costruendo un puzzle di questi elementi, uno mette assieme i disturbi che vede sulla persona, le immagini che ricava dalla diagnostica appunto di risonanza o di TAC, cioè diagnostica per immagini, e l'esame elettrico. Allora qui avremo la certezza della diagnosi, perché devono confluire queste osservazioni diverse a dirci il punto preciso dov'è l'erniazione, su quale nervo e quindi dove andremo ad agire. Senta dottore, attraverso la nostra pagina Facebook una telespettatrice ci chiede se c'è una correlazione tra il classico colpo della strega che sentiamo spesso nominare e l'ernia del disco. Sì. Possono essere collegate in qualche modo? Possono essere collegate, non è necessario che lo siano, possono esserlo. Quello che chiamiamo il colpo della strega, oppure uno dice mi sono bloccato con la schiena, certo. Cosa è successo? C'è stato un movimento che ha provocato, poniamo, un attrito di una articolazione di una vertebra sulla sottostante, oppure ha leggermente spostato il disco contro il nervo. Allora la reazione naturale di difesa del nostro corpo è che la muscolatura in zona va in spasmo, in contrattura, proprio per impedire movimenti ulteriori, e questo è quello che chiamiamo fenomeno di blocco, molto doloroso, molto contratto, molto rigido. Il tronco si trova proprio in una posizione, diciamo, dove la persona può solo stendersi a terra, e questo lo chiamiamo il colpo della strega, perché appunto è un colpo così violento e imprevisto. Certo. Può essere con un'ernia del disco, ma può essere anche per soli motivi di meccanica, mettiamo di artrosi, di conflitto tra un'articolazione e l'altra. Non è diagnostico di un'ernia del disco, può essere un sintomo. Però insomma c'è una correlazione, sì, può esserci una correlazione. Può esserci, certo. Senta dottore, ernia del disco si può guarire spontaneamente o è sempre necessario intervenire tramite la chirurgia anche mini-invasiva e tutte le tecniche che descriveremo tra poco? Allora si può per fortuna guarire spontaneamente. Un classico detto americano è che la lista d'attesa per un intervento è la cura migliore. Cosa vuol dire? Che nei mesi la maggior parte delle persone supera quella sintomatologia di dolore lombare, anche di dolore irradiato alla gamba, per meccanismi naturali, dove se la causa iniziale è stata un'ischemia del nervo perché è stato, diciamo, messo in difficoltà o compresso da un'erniazione o anche solo da uno sfiancamento del disco, questa situazione tende a trovare un equilibrio naturale, perché si riattivano circoli collaterali, il nervo tornerà per via naturale appunto ad essere ossigenato e quindi la muscolatura intorno si rilasserà. Un'evoluzione favorevole è in linea di massima la normale evoluzione. Ci sono invece appunto casi in cui il cedimento del disco è tale e la compressione sui nervi è tale, dove la guarigione spontanea non può venire. In generale appunto si considera che alcuni mesi
di evoluzione possono portare alla guarigione spontanea. È per quello che in linea di massima la parte iniziale della cura è piantata su ginnastica, controllo del movimento, ovviamente non ginnastica qualunque, un po' di ginnastica specifica, far lavorare i muscoli addominali, i muscoli lombari, evitare i carichi, rispettare, diciamo, questo organismo, ed è possibilissimo che uno tenda naturalmente a guarire. Certo. Le tecniche mini-invasive sono concepite proprio più per aiutare questo processo naturale che non come facevamo con la chirurgia pregressa di andare a necessariamente demolire, necessariamente cambiare la forma delle cose. Ecco, ne parliamo tra poco perché c'è molto dibattito anche su questo tema. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sì, sono Antonio da Piove di Sacco. Buongiorno Antonio, ci dica. Io ho lavorato con il professore, visto che ho avuto io dei problemi alla gamba destra, col formicolio, molto formicolio diciamo, ogni tanto mi cedeva la gamba, allora ho fatto dei controlli e tutto, e mi hanno diagnosticato, ho fatto anche la risonanza, una stenosi alla gamba destra. Dopodiché mi ha detto che facciamo delle cure, così dicendo, dopo quasi un anno, perché è il periodo del Covid, mi hanno ricoverato per eseguire l'intervento. Il giorno dell'intervento, cioè il giorno prima dell'intervento, il professore mi ha fatto camminare, eccetera, eccetera, mi ha fatto fare di nuovo un'altra risonanza, dicendo che l'indomani mi avrebbero operato. E l'indomani, il pomeriggio, invece è venuto il professore e dice: guardi che non la operiamo più perché il nervo, cioè, è come se si sia ritirato, diciamo, e noi per fare l'intervento possiamo fare più danni, quindi la rimandiamo a casa. Io sono rimasto un po' stupito di questa cosa, visto che mi dovevano operare, alla fine non mi hanno più operato. Non capisco come mai non mi hanno più operato. Lui mi ha detto che il nervo, cioè l'ernia si era un po' ritirata, quindi fare l'intervento poteva causare dei rischi, altri rischi, diciamo. Non capisco come mai, professore. Grazie Antonio, adesso sentiamo il professor Alexandre. Grazie. Sì, questo rientra proprio nella logica, diciamo, moderna di curare la persona con la minima invasività possibile. Allora, purtroppo succede, vede, con la lista d'attesa, che il signore aveva questa sofferenza, gli avevano prospettato di arrivare a un intervento. Quella visita che ha accennato che gli è stata fatta sarà stata sicuramente la prova di farlo camminare in punta dei piedi o sui talloni, che è la prova classica per vedere come funzionano proprio le ultime radici della colonna vertebrale, dove nella stragrande maggioranza dei casi si forma l'ernia, perché è il cardine del movimento. Allora avranno realizzato che la persona non aveva un danno motorio, che è il motivo essenziale per andare a decomprimere fisicamente. Avranno visto con la nuova risonanza che probabilmente il disidratarsi del disco, il cicatrizzarsi della lesione del disco, cioè questa erniazione, stava procedendo, e quindi in questi casi in cui la persona magari ha ancora dei dolori, magari ha ancora una sofferenza, ma dal punto di vista funzionale del movimento le cose sono in ordine, è meglio cercare di non demolire, e quindi hanno preferito giustamente avviare su una terapia magari fisica, magari chimica, di farmaci, di nutrienti per i nervi, di ginnastica posturale, perché sappiamo che quello che facevamo una volta di accedere alla colonna vertebrale per togliere il disco può essere fonte di dispiaceri, magari non sul subito, ma negli anni a seguire. A lungo termine. Posso mostrare, avendo il modellino, la strada che facevamo una volta, mi viene da dire perché al giorno d'oggi si fa meno possibile, ma la strada che si fa normalmente per quello che si chiama intervento di discectomia o di microdiscectomia è comunque di accedere tra una vertebra e l'altra, demolendo qualche millimetro di osso della vertebra sopra e della vertebra sotto, per entrare nel canalino dove stanno i nervi, spostare i nervi, andare ancora più avanti, entrare nel disco e svuotarlo. Questa era la chirurgia a cielo aperto. Questa è la classica chirurgia a cielo aperto. Faceva, insomma. Sì, che si fa tuttora se c'è un disturbo motorio, se ci sono motivi molto impegnativi di farlo. Allora,
le persone non possono immaginare che dalla pelle arrivare al centro del disco sono più di 10 centimetri di profondità e quindi è un campo chirurgico piccolo, impegnativo, delicato, ma anche a prescindere dalla abilità del chirurgo. Chiaramente non siamo tutti uguali e anche noi chirurghi chiaramente ci sarà quello con la mano più felice e quello un po' meno, ma è visto che proprio non è questione, non stiamo parlando di errori tecnici eccetera, parliamo abilità, proprio ecco, della naturalezza delle cose, cioè il fatto che entrare nella colonna, demolire dell'osso, delle cartilagini, dei legamenti, spostare i nervi per togliere il disco, di per sé è un fattore di indebolimento, per cui è dimostrato nella letteratura di tutto il mondo che questo espone nell'arco dei 10 anni seguenti ad una possibilità di risultati infelici o di, diciamo, complicazioni più del 20% delle persone, perché hai demolito dell'osso, la struttura è più debole, per una serie, la cicatrice può avere la sua parte, una serie molteplice di motivi che proprio stanno proprio nel fatto di esserci andati, non per errori tecnici, ripeto, ma semplicemente per il fatto di esserci andati, e di essere espone che intervenuti. negli anni la persona ha un certo rischio di inconvenienti legati al fatto di essere stato operato. Quindi se la possibilità è di portare una persona fuori dal problema a organismo intatto, è infinitamente meglio. Quindi la scelta del collega è stata sicuramente una scelta molto saggia e prudente. Corretta. Ecco. Forse abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Ah, buongiorno, scusi, io dovevo chiedere Buongiorno, delle signora. cose al dottore, posso? Prego, prego signora, chieda pure. Grazie. Ecco, mia figlia viene operata questa settimana in Sicilia, perché lei abita in Sicilia, di ernia disco. Siccome lei tanti anni fa, sempre in Sicilia, gli hanno rifatto la spina dorsale in titanio. E poi è sempre andata bene. Adesso sono 3 mesi che ha fatto l'attacco e la risonanza, gli è venuto fuori che ha un'ernia a disco con tante cicatrici. Ecco, dovrebbe fare questo intervento. Io sono molto ansiosa perché lei ha anche la trombofilia, la malattia. Volevo sapere se riescono bene a fare tutto questo. Tanti dolori, sono 3 mesi che ha dolori, la gamba anche a sinistra l'ha anche un po' persa nel senso dei dolori e volevo sapere qualcosa da lei, professore. Grazie signora, grazie. grazie per la sua domanda. Niente. Prego, Sì, prego sì, dottore, grazie. naturalmente il Sì, caso non la lo domanda è molto conosciamo, per cui... impegnativa, nel senso che forse quello che la signora intendeva con il fatto di aver avuto un intervento con applicazione di titanio è che forse la figlia aveva una situazione probabilmente di una scoliosi che avesse portato alla necessità di una correzione della forma della colonna vertebrale, oppure che avesse avuto un cedimento della posizione di una vertebra, una situazione che si chiama di spondilolistesi, in cui una vertebra si sposta in avanti rispetto all'altra, cioè situazioni che hanno richiesto una consistente chirurgia, di mettere dei sistemi, placche, viti, varie tipologie di strumenti di titanio che applichiamo quando i problemi della colonna richiedono proprio di gestire la stabilità. Purtroppo in queste situazioni ci possono essere o il punto dove termina l'applicazione della strumentazione chirurgica metallica rispetto alla sottostante o soprastante vertebra libera di movimento, che si usuri lì in maniera più spinta il disco che, diciamo, rispetto a una parte fissata deve muoversi di più degli altri, oppure anche un cedimento interno per usura delle cartilagini, in meta una scoliosi dove il carico del peso del corpo possa aver usurato un lato di un disco in maniera prevalente rispetto all'altro. Quindi fattori sempre collegati alla storia
della persona. Questo intervento Quindi, che hanno prospettato alla figlia della signora può essere risolutivo? Può essere allora prima di tutto abbiamo capito che è una necessità, perché dice che ha dei dolori terribili, insopportabili, e quindi diventa un punto di gestione necessaria. Anche nell'approccio chirurgico ci sono tante scelte. Quando si dice al giorno d'oggi che la opereranno per un'ernia del disco, ci sono tecniche miniaturizzate di microchirurgia, anche pur andando a cielo aperto ci sono delle tecniche di chirurgia endoscopica, quindi non fai più l'apertura demolitiva di una volta, ma con dei sistemi a cannule appunto di endoscopia puoi asportare il solo disco senza toccare nulla delle strutture nervose, soprattutto se si muovono nell'ambito di un ambiente di cicatrici importanti. Penso che la qualità della neurochirurgia siciliana sia al giorno d'oggi a livello internazionale, possiamo dire, quindi la signora è sicuramente in buone mani, perché ci sono dei centri di neurochirurgia in Sicilia che sono veramente al top, ci sono i professionisti che fanno scuola in Italia, ecco, quindi penso che la signora su quell'aspetto lì può essere più che serena. Certamente sarà un intervento impegnativo rispetto alla, diciamo, più banale apertura chirurgica di una persona che non ha dei precedenti, ecco. Certo. Senta, abbiamo capito insomma che se non c'è un difetto motorio grave o una situazione di dolori ingestibili si preferisce una conservazione, diciamo così, piuttosto che una chirurgia demolitiva. Certo, no? la minima invasività possibile. Ecco, che questo è fondamentale. Quindi i danni possono essere gestiti in maniera mini-invasiva, dottore, in che modo? Possono essere gestiti appunto lavorando sul concetto della correzione funzionale, cioè fare in modo che il nervo, che si trova in un ambiente che è diventato ostile invece che protettivo, sia meno sofferente possibile, perché gli si riduca l'ischemia, cioè la scarsità di nutrimento che riceve, si può vasodilatare il circolo delle vene soprattutto e delle arterie dentro al nervo in modo che il nervo sia più ossigenato, si possono somministrare sia localmente sia per via generale le sostanze con cui il nervo funziona, quindi sul fronte della struttura nervosa un fortissimo nutrimento. Sul fronte dell'ambiente ci sono due tipologie, diciamo, di trattamenti. Uno è gestire l'ambiente delle guaine che rivestono i nervi. All'interno della colonna i nervi sono tutti rivestiti come da una specie di calza che avviluppa il sistema centrale, cioè i nervi, il midollo, il cervello dentro alle strutture ossee. Allora si può andare con delle piccolissime sonde e spesso si può entrare dal fondo della colonna vertebrale tra il sacro e il coccige. Nel finale c'è un canalino con cui, con un endoscopio ovviamente adeguatamente miniaturizzato, parliamo di 1 millimetro, 1,5 millimetri di diametro, andiamo con una telecamera, con un sistema di ripulire le aderenze in modo da dare respiro a queste strutture nervose. E nello stesso modo, nello stesso luogo, si può agire con radiofrequenze per correggere come il nervo trasmette gli impulsi del dolore, quindi un trattamento bioelettrico che aiuta il nervo a funzionare meglio. Sia dall'altro lato si può invece andare con delle sonde, sempre con sistemi miniaturizzati al massimo, andare direttamente dentro ai dischi o dentro all'ernia per disidratarla, cicatrizzarla, cioè praticamente far succedere alla svelta quel processo naturale a cui abbiamo accennato prima. Una cartilagine rotta, disidratata, sofferente, per storia naturale tende scusate, a consumarsi, a ridursi e quindi a rinsecchirsi, diciamo. Ecco, con queste sonde uno entra nel disco, nell'ernia, e attraverso questo disco la via di entrata è una via unitaria, si entra di lato in modo che non si disturbano i nervi, e sotto scopia radiologica evidentemente si va con un ago
addirittura un'ago a dimensione da un intramuscolo, si va direttamente nel disco. Attraverso questo ago si può introdurre il laser, si può introdurre le onde radio, le radiofrequenze, si può introdurre l'ozono. Tutti i sistemi che servono con lo scopo unitario di modificare l'idratazione del disco, quindi sveltire quel processo di cicatrizzarsi che dà fastidio al nervo, in modo da far risolvere il problema per via biochimica in maniera veloce senza demolire nulla. Quindi liberare il nervo in pratica senza dover essere stati demolitivi delle strutture intorno. Che abbiamo capito insomma essere sì. questo lo scopo. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Grazie. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Padova Umberto. Buongiorno, ci dica pure. Niente, io sono 6 anni che ho male fondoschiena. Ho fatto delle micropunture senza nessun risultato. Ho cambiato, sono stato da un medico che fa le terapie del dolore e mi sto facendo delle micropunture di ozono. Sì. Vorrei sapere se potrò guarire o no. Grazie per la sua domanda, Grazie. ci dà proprio là per Sì. discutere anche di una tematica Ecco. molto importante che è quella sì. dell'utilizzo dell'ossigeno ozono terapia. Allora, una cosa che devo sottolineare, prima di tutto il Signore ha detto vuol sapere se potrà guarire. Guarire è una parola estremamente impegnativa in queste patologie di colonna vertebrale, nel senso che guarire vorrebbe dire, almeno in medicina, riparare in maniera completa, una restituzione ad integrum, diciamo noi, completa, oppure rimuovere l'organo ammalato. Se lei pensa per esempio ai calcoli al fegato, uno toglie la cistifelia ed è guarito, nel senso che abbiamo tolto l'organo ammalato, abbiamo letteralmente risolto un problema. Una guarigione nella colonna vertebrale diciamo non è pensabile in senso assoluto qualunque cosa uno faccia, perché sia chirurgia aperta, sia chirurgia mini-invasiva, sia altre terapie, nessuno al mondo può mettere una schiena nuova a una persona, e quindi questa sofferenza che ha detto che si protrae da così tanto tempo chiaramente avrà dei motivi strutturali che sicuramente nessuno può cancellare. Comunque la terapia del dolore è una terapia molto adeguata quando si parte appunto dal concetto che la correzione della causa non è possibile. Si parla appunto di terapia del dolore, cioè trattiamo il sintomo dolore. La classica terapia del dolore nella colonna vertebrale, nella sua forma principale, è un trattamento che può essere o epidurale cosiddetto, cioè entrando con una piccola sonda tra una vertebra e l'altra, o episacrale, cioè entrando dal fondo dell'osso sacro. Comunque in tutti e due i casi l'iniezione di farmaci attorno a quella calza che dicevamo che riveste tutti i nervi, in modo che metto i farmaci direttamente nell'ambiente dove stanno i nervi, e la terapia del dolore classicamente inietta cortisone e anestetici locali, e quindi fare diciamo un lavaggio dell'ambiente con queste sostanze serve a fermare il sintomo dolore. Una cosa diciamo strana nel nostro organismo è che a volte il trattamento di terapia del dolore ha una durata che va molto al di là di quello che sarebbe il metabolismo del farmaco che ho somministrato, e quindi per questo è apprezzabile, perché magari con 1, 2, 3 trattamenti di cortisone e anestetico locale si assesta la situazione per un periodo che magari dura molti mesi, molto a lungo. Quindi ci fa stare un po' Quindi meglio, un po' ci fa più a stare un po' lungo. meglio in maniera significativa. Certamente il limite di questa terapia è l'applicazione del cortisone, perché purtroppo nell'organismo la ripetizione di somministrazione di cortisonico è fonte di effetti collaterali proprio quando è somministrato per dosaggi abbastanza bassi ma ripetuti nel tempo. Se uno ha una crisi acutissima, per esempio di una sciatica, di quello che vogliamo, anche di altre patologie, una crisi acutissima algico-infiammatoria con una dose alta di cortisone
singolo bolo può avere un bel effetto e gli effetti collaterali diventano irrilevanti o molto modesti, perché una forte dose di cortisone una volta in una persona sana, ovviamente con tolti altri criteri di selezione, non fa danno, ma anche in una persona sana la somministrazione di piccole dosi di cortisone ripetuta nel tempo apre la strada agli effetti collaterali dell'uso del cortisone, che purtroppo nel tempo possono diventare molto significativi, molto pesanti, tali da arrivare a condizionare di dover smettere una terapia, per esempio del dolore, perché troppo cortisone fa danno. L'utilizzo dell'ossigeno-ozonoterapia? Ecco, qui entra il tema dell'uso dell'ozono, che ha i vantaggi della terapia col cortisone praticamente senza effetti collaterali, senza danni. Quindi è un'alternativa estremamente valida, perché per meccanismi biochimici che in buona parte conosciamo, anche qui come nel cortisone in alcuna parte non conosciamo, otteniamo dei risultati che vanno molto al di là del metabolismo della sostanza in sé. Il metabolismo dell'ozono poi è un metabolismo di proprio decimi di secondo, da quando viene iniettato viene subito attivato entrando in un ambiente di liquidi come il nostro corpo, entrando in un ambiente dove ci sono proteine e grassi che possono essere ossidati. La reazione di ossidazione è fulminea, la reazione di difesa dell'organismo con gli enzimi antiossidanti è altrettanto istantanea, però gli effetti si sviluppano positivamente nel tempo. La cura sviluppa il suo effetto nelle settimane e la durata di questo è addirittura di anni. Io ricordo pazienti, e ne ricordo tanti, che hanno fatto un trattamento con me di intradiscale di ozono 15, 18, 20 anni fa e che mi dicono: ma io da quel giorno non ho più avuto problemi di schiena. Cioè è stupefacente quanto la correzione biochimica può rovesciare le cose a lunga durata, e quindi, non essendo un trattamento pericoloso, è chiaramente un trattamento consigliabile, ed è consigliabile anche con ottimi risultati, come abbiamo sentito. Fortuna, sì. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno, io sono Lara Valenza. Buongiorno, buongiorno signora, ci dica. Buongiorno, io ho subito un intervento perché sono stata costretta da tutti i sintomi che ha detto il dottore. Il 16 di ottobre mi hanno messo una placca in titanio con delle viti all'L5. Operata il 16 di ottobre, però io attualmente sono ancora con grosse difficoltà di camminare, cammino molto poco e ho dei fortissimi dolori ancora, ma non dovuti nella cicatrice ma al bacino e al dolori della gamba, quel muscolo che il quadricipite mi sembra che si chiama, una cosa di cos'è, e prendo ovviamente, adesso sto prendendo dei farmaci della terapia del dolore perché non... Per alleviare certo i sintomi. Assolutamente. Ha bisogno Certo. di chiedere qualche cosa per riuscire a capire un po' meglio, dottore? Vorrei sapere se questa cosa, spero sia solo una cosa momentanea o se c'è qualcosa che posso fare, perché io sinceramente il mio neurochirurgo dice che è solo un dolore intermuscolare, però io sono ancora qua con delle difficoltà. Grazie per la sua Certo. telefonata intanto. Qualche Grazie, consiglio, signora. dottore? E ci sono tanti fattori da considerare anche qui. Certamente bisogna considerare quanto tempo di sofferenza c'era stata prima di arrivare all'intervento e quanto grave era la disfunzione per la gamba quando è arrivata all'intervento. Ovviamente se è arrivata una decisione di chirurgia aperta, anche mettendo addirittura un sistema di stabilizzazione, si dice, vertebrale, vuol dire che i problemi o di sofferenza del nervo, degenerativi, di alterazione locale erano molto consistenti. Chiaramente nei primi 6 mesi è difficile dire come andrà
in progressione nei prossimi semestri, perché purtroppo l'ottica deve essere così abbastanza a lungo termine, e il dolore che dice la signora è un dolore irradiato, cioè non ha detto appunto dolore della ferita chirurgica, di dove è stato fatto l'intervento, ma un dolore irradiato verso l'arto. Questo può essere sia per motivi muscolari sia per motivi nervosi, cioè possono essere interessati i muscoli che collegano questa area della colonna lombare al bacino, e sono dei muscoli importantissimi all'interno del bacino che collegano poi con i muscoli della gamba, della coscia, e quindi può esserci uno scompenso funzionale di questi muscoli, oppure può essere ancora irritato il nervo che evidentemente prima era molto compresso, molto sofferente. La decompressione chirurgica, che ovviamente è fatta per dare spazio, per mettere in condizione di funzionare, apre la via al recupero di funzionamento del nervo, e la ripresa funzionale del nervo è per struttura sua molto lunga nel tempo, quindi chiaramente adesso le servono i farmaci di gestione del dolore, che sono una categoria di farmaci un po' pesanti, un po' impegnativi, che agiscono proprio anche sui collegamenti della zona dei nervi a livello lombare col cervello. Però farmaci di nutrimento dei nervi, attività fisica di recupero, e il fatto che proprio il nervo non sia più compresso e che possa pianino pianino nel tempo essere meglio irrorato, possono essere la premessa perché nei prossimi mesi la situazione migliori. Certamente alla signora servirà terapia fisica, nutraceutica, cioè i nutrienti per far funzionare bene il nervo, una serie di misure di aiuto a sviluppare i risultati dell'intervento fatto. Quindi insomma ancora un po' di pazienza, che la signora ci diceva che l'intervento è stato fatto 3 mesi fa, quindi ancora un po' di sì, purtroppo è un po' presto per tirare una somma. Sì. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, rimanete con noi perché torniamo tra pochissimo. Chirurgia convenzionale, una chirurgia demolitiva, insomma, che è ancora utilizzata, ma che insomma era strettamente utilizzata soprattutto un tempo. Senta, dottore, lei insieme all'istituto EUNI, l'istituto da lei fondato, si occupa di questo. L'istituto è un centro di eccellenza a livello mondiale. Lei in particolare è stato tra i primi ad aver studiato, realizzato e anche insegnato queste tecniche. Sì, ho avuto la fortuna di cadere nell'era giusta. Sa com'è? Quando maturano le cose nelle varie situazioni nel mondo, le varie metodiche che vengono inventate si accavallano una con l'altra in una direzione nuova. Negli anni, appunto, fine anni 90 2000, su più fronti ci siamo tutti orientati, in molti ci siamo orientati sulla mini-invasività e sulla correzione del funzionamento. Chiaramente anch'io facevo prima sempre solo di necessità la chirurgia aperta, dove si andava appunto, come dico, a demolire una parte di strutture per mettere in riparo la funzione dei nervi. Quella cosa che mi ha colpito all'epoca è stato proprio osservare come il giudizio globale alla fine di noi chirurghi rispetto al giudizio del paziente fossero diversi. Vedevo dopo qualche mese dall'intervento le persone a visita di controllo, che venivano in ospedale alla visita di controllo, vedevo persone a cui riscontravo una situazione di funzionalità buona, efficace, tutto a posto, nessun inconveniente, nessuna problematica rimasta. Eppure la persona dal canto suo vedeva l'esperienza dell'intervento passato come una cosa che, sì, mamma mia, se avessi potuto fare a meno, è stata una cosa pesante, mi ha lasciato degli strascici, insomma un'ottica di
problema sofferto e degli strascici sofferti ancora importanti quando a noi pareva tutto bene. E quindi è stato lì che ho avuto, diciamo, la molla di partecipare a questo cambio epocale, dico io, di atteggiamenti di terapia in cui molte discipline, molti specialisti sono arrivati, anestesisti, neuroradiologi, neurochirurghi, ortopedici, per vari versi, sono arrivati a proporre delle tecniche appunto minimamente invasive, cioè col concetto di dire, beh, per rimettere in funzione non è necessario pretendere che la forma sia perfetta, non è necessario andare proprio a fare qualcosa di molto significativo che cambi molto le cose da un punto di vista della forma. Si può avere una buona soluzione senza essere pesanti nell'azione. E tra poco ci racconta anche quali sono i vantaggi per i pazienti, perché sono innumerevoli, naturalmente. Ultima telefonata di quest'oggi in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, è in diretta, buongiorno. Ci dica pure. Mi chiamo Alberto. Volevo chiedere al professore quali sono i soggetti più idonei ad un intervento di fusione vertebrale. Glielo chiedo perché io ho fatto un'ernia 14 anni fa, alla fine di una lunga, diciamo, carriera sportiva, e i medici che mi hanno visitato, più di uno, mi hanno sempre sconsigliato questo tipo di intervento dicendomi che non ero, diciamo così, abbastanza grave, ecco, come condizione. Sì. Fortunatamente, diciamo così. Grazie Alberto per la sua telefonata. Prego, dottore. Diciamo che fino a qui ho avuto degli ottimi consigli nel mio modo di vedere le cose. E è difficile dire una persona idonea, diciamo, una persona che non possa fare a meno, ecco, di subire un intervento di fusione vertebrale. L'intervento di fusione vertebrale è in varia maniera, perché si può agire da dietro, si può agire da davanti, si può agire a 360 gradi davanti e dietro, si può agire di lato, cioè ci sono tanti approcci dove vengono applicati dei sistemi sostanzialmente metallici per eliminare il movimento tra una vertebra e la sottostante. Quindi partiamo dal presupposto che i dischi interposti siano senza residua capacità meccanica, non siano più degli ammortizzatori, oppure siano così gravemente, completamente consumati da permettere solo un attrito osso contro osso. Allora in queste situazioni può essere necessario tenere ferme le vertebre. Allora, più che idoneo appunto all'intervento, direi quando una persona è nella necessità di subire un intervento dove viene eliminata la motilità per fare sì che uno non soffra troppo di dolori, soprattutto di dolori della meccanica della colonna, secondariamente anche di dolori di radiazione alle gambe se viene compresso un nervo, ma in questi casi fondamentalmente proprio della difficoltà di muoversi e di stare in piedi, perché la colonna è un elemento troppo debole o troppo guasto, diciamo. Allora, in queste situazioni cosa si può pensare? Quando la degenerazione discale sia molto avanzata, quando le esigenze di attività fisica, di movimento della persona non siano più della persona sportiva, come diceva di essere questo signore, allora è chiaro che quando hai fatto un intervento di artrotesi è difficile fare attività sportive consistenti. Potrà ovviamente, anzi dovrà fare della ginnastica posturale, della ginnastica di palestra specifica, potrà fare bicicletta, cyclette, potrà andare in acqua, più movimento possibile perché il movimento è vita, ma certamente non attività sportiva in senso proprio. Quindi diciamo si arriva a dover fare una chirurgia quando ci sono queste necessità vincolanti la qualità del vivere. Certo. Ultimo minuto insomma per raccontarci quali risultati si ottengono tramite l'utilizzo delle tecniche mini-invasive nella cura dell'ernia discale. La pretesa, diciamo, di queste tecniche è di far star bene una persona senza toglierle
toglierlo dalla vita sociale, senza toglierlo dalle attività fisiche, anzi il connubio di queste tecniche con la fisioterapia è ideale, perché facciamo delle tecniche dove non si modifica nulla, il paziente può continuare a fare ginnastica, a fare attività sportive e intanto viene curato per i suoi disturbi, intanto viene cicatrizzata una lesione discale, ma il paziente, il concetto fondamentale è che non abbia l'idea di essere un ammalato, non abbia l'idea di essere una persona messa fuori dalla vita sociale. Cerchiamo di aiutarli a vivere meglio. Certamente queste tecniche si applicano molto anche in persone che hanno già subito, come abbiamo visto, chirurgie precedenti, perché quando le abbiamo, diciamo, inventate pensavamo che le avremmo usate come prima scelta nelle persone. Si può dire oggi che queste sono un perfetto criterio di selezione per dire quali persone invece avranno bisogno di una chirurgia aperta o di una chirurgia grande. Queste tecniche mini-invasive servono, diciamo, ad ottenere che uno viva bene, correggendo la funzionalità, e purtroppo ci capita spesso di applicarle a persone che hanno passato una storia chirurgica, perché purtroppo poi l'instabilità vertebrale, le cicatrici eccetera compaiono comunque. Certo. Quindi purtroppo. Nel futuro insomma saranno tecniche che si spera vengano utilizzate chiaramente sempre di più, certamente. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Grazie. Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI, che ha sede a Treviso, Pordenone, Mestre e anche Roma. Grazie dottore, grazie a voi per averci seguito da casa, io vi do appuntamento dunque alla prossima puntata, arrivederci. Buongiorno.